Allora, passo anche a lei un po' questa patata bollente, però quando venisse trovato un hub, ipoteticamente, per carità, una caserma che non è dismessa del tutto, alla fine lo si trova. Chi è che dovrebbe occuparsi delle persone, che potrebbero essere centinaia all'interno, e quindi seguirle? Perché molte volte nelle stazioni, vediamo la stazione di Milano, la stazione anche di Padova e a Roma, eccetera, sono volontari, vari volontari di vari gruppi, eccetera, che intervengono. Però quando parliamo di una struttura ministeriale parliamo di figure che dovrebbero avere anche una competenza. Esistono queste figure, chi dovrebbe occuparsene e la responsabilità poi in capo a chi? Perché forse il Ministero non vuole costituire questi hub anche così diffusi, perché poi in Lombardia ce ne sarebbe altrettanto bisogno, non bastano, perché è una responsabilità del governo che non riuscirebbe a gestirli. Può essere? Certamente il discorso anche di proposte, insomma, di poter avere un hub sicuramente potrebbe agevolare da un punto di vista gestionale i comuni, nel senso che c'è un riferimento certo, ma di questo deve occuparsene il Ministero, deve occuparsene lo Stato, e quindi su questo va individuata una linea ben precisa. Ma questa è solo la parte finale del problema, perché abbiamo detto continuano ad esserci arrivi. Per cui sull'altro fronte il governo e l'Europa dovrebbe impegnarsi a gestire gli arrivi. Chi parte dovrebbe essere identificato prima di partire, però su questo è chiaro che non ci sono più accordi con la Libia o con altri stati, però a livello europeo bisognerebbe pretendere di ma avere la l'Europa possibilità... intanto fino a settembre è stata ben chiara, cioè non riprende in mano la questione, Esattamente, manco morire, e su cioè questo proprio... l'Italia dovrebbe, a livello europeo, dovrebbe dare un segnale molto forte. Tipo? Da questo tipo puntare i piedi, e su altre questioni magari far valere la propria forza. È sempre uno Stato importante all'interno della comunità europea. Però su questo non è neanche facile, perché anche, dico noi italiani, anche se la realtà finora fortunatamente non ha toccato il Veneto, il sistema di gestione dei famosi euro giorno degli immigrati abbiamo visto in questi giorni, anche nelle settimane scorse, come sono già state gestite a livello italiano, e parliamo di milioni, se non miliardi, di euro. Mafia capitale. Esattamente. Esatto, e questa è la cosa del nostro boomerang terrificante. Su questo è chiaro che se io fossi il governatore di uno Stato europeo non avrei molta fiducia sull'Italia, su come è stata gestita, per cui di questo bisogna fare un mea culpa e bisogna sradicare... Un loro culpa, perché i cittadini non vogliono di farla, una loro mea culpa, perché pagano le tasse. Definitivamente questa questione, perché è anche difficile interloquire con altri Stati e dire che gli altri Stati non ci ascoltano quando noi ci comportiamo in un certo modo. Quindi è chiaro che c'è una responsabilità ben individuata, perché non ci sono stati controlli se le cose sono andate in questo modo, e c'è una responsabilità non aver messo in atto in questi anni, perché del fenomeno si sapeva, si conosceva che sarebbe arrivato a questi livelli e che proseguiranno i prossimi mesi. Per cui a me viene da chiedere, qualche volta mi pongo anche la domanda, se c'è la volontà di risolvere questo problema. Mi ha preceduta nella domanda, però questa è la domanda che si pongono tutti, Presidente, ed è quello, è normale di pensarlo, cioè viene da pensare che a livello governativo, magari lo si scoprirà tra 5-10 anni, magari lo si scoprirà chissà quando, poi verrà fuori la patata, ci sia una volontà di continuare così. Fa comodo a talmente tante persone, il business è più grande, è 3 volte quello della droga, è un business mostruoso, forse superiore a quello delle armi, questo di merce umana che trasla, che e alcuni stati lo pensano, peraltro in Europa, fa comodo all'Italia perché lo gestisce in questo sistema mafioso, eccetera, per cui venite giù stranieri, state arricchendo le tasche di determinate persone a scapito degli onesti amministratori magari locali che non c'entrano, a Roma invece c'entrano e nei dintorni c'entrano, a discapito di tanti cittadini che vivono nel disagio, eccetera, creando un malessere sociale fortissimo, in un momento poi tra l'altro dove tanti cittadini stanno aprendo i portafogli nuovamente per pagare altre tasse, eccetera, e non vedono servizi garantiti, perché poi abbiamo molti che ci scrivono: vivo con la minima pensione, non riesco a pagare questo, quest'altro, cioè mio figlio ha perso il lavoro, mio marito ha perso il lavoro, e voi pensate all'ospitalità degli altri. Bisogna creare delle congruenze, e quello che diceva il sindaco è vero, cioè c'è il discorso mafia capitale, è vergognoso, coinvolte cooperative, insomma, cioè stiamo parlando quello che sta emergendo ovviamente è sconvolgente, è preoccupante e richiede ovviamente degli interventi radicali.
e credo che, visto c'è anche una commissione che sta esaminando con grande attenzione tutta la situazione delle infiltrazioni all'interno del Comune di Roma, e credo che nei prossimi giorni si saprà anche cosa decideranno, se ci sono gli estremi per il commissariamento e quindi lo scioglimento, oppure se hanno iniziato a raddrizzare e controllare anche dal punto di vista amministrativo, perché a me risulta che, insomma, che stanno adottando provvedimenti molto pesanti. È evidente che però io non voglio pensare, non voglio assolutamente pensare, perché credo nello Stato, sono un'amministratrice da molti anni in diversi ruoli e lo faccio per il bene comune. Voglio pensare che siamo in uno Stato democratico in cui la legalità è ancora un principio. Sono come rappresentante anche dell'ANCI nazionale, e l'ANCI nazionale su questo si è anche molto esposto, impegnato. Ci sono proprio dei progetti nazionali di lotta alla corruzione, alla mafia, e con supporto anche reale agli amministratori che poi si trovano ad essere intimiditi, perché se guardiamo anche il numero di sindaci, di assessori che in questo momento sono sotto protezione perché hanno saputo dire di no o hanno subito delle pressioni e ovviamente hanno scelto la legalità e quindi il rispetto della legge, certo. Ce ne sono tantissime, e su questo c'è un impegno proprio importante. È evidente che ci sono le mele marce e c'è chi ha scelto un'altra strada, ma vanno indubbiamente fermati, va ripresa la legalità. Quello che io voglio dire è che però nel Veneto, in ogni caso, mi pare che anche questa gestione dell'emergenza, mi pare che un po' tutte le prefetture poi hanno adottato queste modalità, ci sia una grande trasparenza, ci sono gare molto dettagliate, sono pubblicate proprio nei dettagli nei siti delle prefetture. La prefettura di Venezia fa da coordinamento di tutte le prefetture, con bandi veramente molto chiari, molto netti, sono indicati il costo giornaliero, qual è la quota che rimane poi alle persone che sono accolte, e che è molto bassa. Addirittura ci sono i protocolli per permettere che queste persone vengano impiegate anche in lavori di pubblica utilità. Quindi possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, secondo piccoli lei? Lavori, e ovviamente a monte ci deve essere il loro assenso, nel senso che queste persone devono dire sì, sono d'accordo, e c'è la possibilità di farli. Abbiamo esempi positivi nella provincia di Belluno, ma anche in piccolissimi comuni del Padovano, ma anche nei nostri, insomma, sono inseriti ogni giorno in attività che, se da un lato permettono loro di imparare la lingua, stanno facendo delle attività formative, e quindi sono impegnati per poi avere anche dei percorsi di reale integrazione e quindi non essere all'interno di un sistema assistenzialistico. Ci sono degli operatori preparati, ci sono delle cooperative serie. Credo che il modello veneto, da questo punto di vista, il modello proprio dell'accoglienza e dei soggetti del privato sociale che assistono le prefetture, sia un modello positivo. Poi ci sono anche dei briefing nazionali, e io so che su questo il Veneto è una delle regioni dove il nostro modello è un modello positivo, però è un modello che non dice sì a qualsiasi numero, che valuta anche le reali poi possibilità di inserimento in un contesto generale, perché se non si sanno poi realmente i tempi, non si può dire sì, intanto accogliamo, ma poi se è chiaro che la comunità, il territorio poi non è in grado di assorbire in un sistema che è quello non dell'assistenzialismo perenne, ma queste persone devono essere dotate di strumenti per poi, se hanno i requisiti, di avere un lavoro, e con questo lavoro di pagarsi un alloggio, a seconda ovviamente, cioè un alloggio che possono permettersi. Però noi so che il modello dell'integrazione del Veneto punta a questo risultato, e non che poi rientrino comunque in un sistema pubblico che è quello dei comuni. Che già avete cittadini connazionali che hanno dei problemi. Sì, ma altrimenti rischia di saltare tutto. È ovvio che è un tempo determinato, deve essere chiaro qual è il tempo, e infatti noi alcune perplessità ce le abbiamo, perché non è che sono poi chiarissimi i tempi. Come le dicevo, intanto non è chiaro il tempo per ottenere lo status,
Ecco, lei ha toccato un aspetto importantissimo, il tempo per ottenere lo status. Perché questi tempi mostruosi? Perché questa, cioè, chi è che è responsabile? Cioè, quindi il Ministero che non ha approntato... Sì, si è creato perché qui c'era solo la commissione di Gorizia, poi a marzo sono intervenuti, hanno aperto altre 2 commissioni, ma si era creato 8 mesi di arretrato. Da luglio 2014 a marzo di fatto molte pratiche sono rimaste ferme. Questo è un ennesimo problema. Ecco, una cosa che va chiarita comunque, perché poi se chi ascolta i media nazionali non riesce a percepirlo bene, che in realtà il Veneto non è non accogliente, ma al contrario, è una regione estremamente accogliente, però questo messaggio qua non passa tanto bene, non lo si vuole, diciamo così, far passare tanto bene. Come in altre situazioni non si sa perché ce l'hanno un po' con questa regione. Il Veneto ha sempre dimostrato di essere accogliente, l'ho detto anche la Presidente, ed è vero che anche in questa fase di emergenza non è mai mancata la trasparenza, la condivisione e quant'altro a livello di rete locale. Noi prima lamentavamo difficoltà non sulla rete locale, ma nel fatto proprio di avere conoscenza del fenomeno. Voglio ricordare che in Veneto ci sono oltre 500.000 immigrati, 42.000 peraltro mi sembra circa senza lavoro, per cui anche questo è un dato importante. Esatto. Ci sono associazioni che si occupano appunto di immigrazione eccetera, che hanno raccolto anche dei fondi per poterli rimandare a casa coloro che prima lavoravano qui e che avevano chiesto il ricongiungimento e poi vogliono tornarsene a casa perché qui hanno perso il lavoro e vivono nell'estremo disagio, per cui eravamo davanti a un fenomeno opposto di tanti che tornavano indietro. Adesso questi qua che invece vengono avanti, e se non c'era lavoro per loro, per coloro che già si erano radicati sul territorio, ma immaginiamo per chi invece non ha nessun tipo di radicamento. Ma infatti molti che lavoravano negli anni scorsi nei nostri territori, nei nostri comuni, al momento della crisi proprio molti immigrati si sono spostati o in altri stati o sono tornati al paese d'origine per avviare delle attività, avendo imparato, avendo appreso, bravissimo, know-how e quant'altro. Adesso la questione diventa diversa, nel senso che abbiamo delle persone, tra virgolette, da mantenere a livello nazionale, perché non c'è lavoro e bisogna prestare assistenza. Allora, che fanno gola alla malavita. E c'è anche quest'altro problema. C'è questo piccolo problema che fanno questo molto... lo mettiamo assieme al fatto che allora, è tutto riferito quindi all'entità, alla quantità di persone che arrivano, al fatto che attualmente i comuni non stanno più tassando i cittadini per fare opere, solamente per dare servizi, ma stanno tassando i cittadini per rispettare il patto di stabilità. I cittadini quindi lo sanno questa cosa qua. Portiamo a casa entrate correnti che servirebbero per fare investimenti per finanziare lo Stato. Questo per il famoso 3% che bisogna rispettare, abbiamo detto tante altre volte. Per cui il problema arriva in un momento in cui siamo in estrema difficoltà noi a operare. Per cui a maggior ragione credo che a livello perlomeno veneto va dato atto dello sforzo che stanno facendo i comuni in questa fase. Credo che siamo tutti abbastanza al limite, nel senso non tanto di sopportazione, perché ormai come sindaci sopportiamo qualsiasi cosa, però a livello proprio di intervento. Assolutamente. Noi prendiamo atto ad esempio che da polizia locale piuttosto che i nostri comandi, le stazioni di carabinieri, in questi anni c'è sempre stato un taglio continuo in discesa, quindi ci sono sempre meno agenti e le stazioni sono sempre meno. Noi ci siamo anche messi assieme con i servizi e quant'altro, però la difficoltà è perché proprio non abbiamo i numeri per affrontare questo fenomeno. Assolutamente. Torniamo su questi temi, poi vediamo anche appunto il proposito del patto di stabilità, qual è la situazione, se ci sono aperture, se si intravede qualcosa oppure no, e poi alcuni comuni turistici, sempre facendo appello all'ANCI, eccetera, che abbiamo visto Eraclea, che si è trovata una sorpresa eclatante, ma la situazione era paradossale anche a Montegrotto, dove gruppi di questi stranieri che correvano per il centro, che scappavano, che sono stati ripresi, che poi nella notte sono scappati, insomma cose ridicole, e i turisti con occhi sbarrati che assistono a queste scene che vabbè hanno dell'incredibile, ma succede anche questo. Pubblicità, poi torniamo insieme.